Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi, tuoi fedeli, di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Egli è Dio e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Il Signore tuo Dio susciterà per te in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: Che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. Il Signore mi rispose: Quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca la mia parola, ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliele domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in modo di altri dei, quel profeta dovrà morire. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazia. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie e si trovi diviso. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarno,
insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: cosa vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri e li obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Ogni sabato gli ebrei si trovavano nella sinagoga che era presente in ogni villaggio. E Gesù è fedele a questa tradizione. Anche lui si presenta di sabato nella sinagoga e inizia il suo insegnamento. E la gente immediatamente comprende che è uno che parla con autorità. Il termine autorità oggi non è un termine molto diffuso, anzi, quando sentiamo parlare di autorità subito raddrizziamo i nostri radar perché ce ne guardiamo bene. Eppure il termine autorità è colui che ti fa crescere. L'etimologia della parola autorità è colui che ti fa crescere. E noi abbiamo bisogno nella nostra vita di chi ci fa crescere. Ecco perché nella Chiesa c'è sempre il riferimento all'autorità. L'autorità suprema che è Cristo, senza dubbio, che passa attraverso il Sommo Pontefice, passa attraverso i vescovi. E nella nostra vita ognuno di noi ha avuto una qualche autorità, altrimenti non sarebbe cresciuto. Prima autorità è quella dei genitori, che hanno il compito di far crescere i figli. Ma siamo autorevoli gli uni nei confronti degli altri. Chi vive di più l'esperienza della fede diventa maestro, diventa insegnante, diventa autorità per gli altri. E la gente percepisce questo come uno che ha autorità. Da che cosa lo percepisce? Percepisce che Gesù ha un'autorità perché quello che lui dice è corrispondente alle attese del cuore dell'uomo. Quante volte ci succede di sentir parlare uno e dire: no, questo è quello che io ho bisogno, è quello che io sto cercando. La gente sperimenta proprio questa corrispondenza con il proprio cuore. Persino chi è abituato a questa sinagoga, c'è uno posseduto da uno spirito impuro, dice. È molto generale
generale questo termine, posseduto da uno spirito. Ma pensiamo uno che si trova di sabato nella sinagoga, mescolato con l'assemblea, ma che il suo cuore non è cambiato per niente. Pensate quante volte noi veniamo in chiesa tutte le domeniche, invece che il sabato e la domenica, oggi è sabato, no, messa della domenica. Andiamo in chiesa tutte le domeniche. Ma quanto è cambiata la nostra vita? Non siamo gli stessi da anni. Questo posseduto dallo spirito impuro è proprio uno che non ha avuto nessun cambiamento. Che cosa vuoi da noi? Sei venuto per rovinarci. Una vita tranquilla, serena, in pace con tutti. Il Signore viene a rovinarci la vita. Questo è il ragionamento di chi è posseduto dal male, da chi ha il cuore invecchiato, non per questioni anagrafiche, invecchiato proprio stanco, senza nessuna capacità di reagire, un cuore abituato al tran tran quotidiano. E l'incontro con Gesù provoca un cambiamento. Taci, esci da quell'uomo. Ma quello che colpisce è lo stupore della gente, che mai queste cose, un insegnamento nuovo dato con autorità. La gente era stupita, perché è lo stupore che ci muove. È qualcosa di grande che sta di fronte a noi. Questo è ciò che la gente ha intuito di Gesù. Sicuramente non ha capito i suoi discorsi nel tempo, con calma, ma ha intuito che c'è qualcosa di grande davanti a noi. E questo è quello che realmente cambia la vita. Questo ascolto della parola di Dio, questo partecipare al suo corpo e al suo sangue. Se non diventa l'abitudine, se non diventa il modo con cui siamo abituati a vivere la nostra fede, questi doni ci cambiano la vita. Ed è proprio il cambiamento della vita che diventa il segno, la testimonianza. Gesù proferisce le parole del Padre, non parla per se stesso. Vedi prima lettura dell'Esodo. È il profeta che ripete le parole di Dio. E solo Dio è adeguato al cuore dell'uomo. Domandiamo allora, come abbiamo pregato nel Salmo responsoriale, di saper ascoltare oggi la voce del Signore, perché il Signore ci parla ogni giorno, perché il Signore continuamente parla alla nostra vita. Fa, oh Signore, che possiamo ascoltare oggi la Tua voce, dove questo ascoltare non è semplicemente uno dei 5 sensi, ascoltare con il cuore e farla scendere nel proprio cuore e farla germogliare nel terreno della propria vita. Questo vuol dire ascoltare la parola.
va che ascoltiamo oggi la tua parola. Questa parola che ci cambia, come ha cambiato quell'indemoniato nella sinagoga. Questa parola che trasforma la nostra vita, perché è Cristo stesso che opera in essa. Domandiamo che il Signore veramente ci aiuti ad ascoltare oggi la voce del Signore, perché è una voce di salvezza per ciascuno di noi.